Allora Francesco, ti faccio la domanda che ho fatto a tutti i corteggiatori, avvicinati. Ok, no, non ho paura, non ti preoccupare. Allora, che cosa che ti è piaciuto di Lorena? Ma vedo che Lorena è una ragazza molto attraente, bella simpatica, per dire per la quale magari che ti posso dire di portare in discoteca, magari di andare a mangiare una pizza per conoscerci meglio. Ma ero interessato a lei perché la trovo una bella ragazza, mi fa simpatia, ma per conoscerla magari non si può sapere mai, un giorno metterci assieme, tempo che la conosco magari. Ma che cos'è che praticamente, avvicinati un po', che cos'è che ti è piaciuto di Lorena talmente tanto da convincerti a presentarti come corteggiatore? Guarda, per dirti la verità, non è che ti posso dire che le ragazze non mi mancano, però di più voglio corteggiare a lei perché mi trovo io un interessato più a lei che magari che ti posso dire, io e lei magari penso che possiamo fare una bella coppia, no? Certo. Perché io sono... D'altronde, con l'età ci siamo, perché tu hai 25 Certo. anni, avvicinati, tu hai 25 anni mentre lei ce n'ha 20, per cui l'età ci siamo, no? Giusto. Ascoltami, ma ti ripeto la domanda, la cosa che ti è piaciuta di più di Lorena, che ti ha attirato, una volta che tu hai guardato lo schermo e hai visto Lorena ballare, la cosa praticamente che ti ha attirato di più, che ti ha bloccato sullo schermo, qual è stata? La vedo magari te posso dire, la trovo interessante perché pure che mi attira perché... Ma che cos'è che ti ha attirato di Lorena? La cosa proprio che mi intrigante. piace come balla, mi piace come si muove, mi piacciono anche i suoi capelli, perché guarda come mi trovi anche tu a me, io sono magari un tipo magari più realizzato, tipo che magari quando mi guardo allo specchio uguale che ho visto una ragazza davanti, magari gli dico guarda, io e Lorena davanti allo specchio gli dico guarda Lorena, ti posso dire una cosa, lei mi dice dimmi tutto, ma dimmi cosa mi vuoi dire, gli dico guarda allo specchio, ora sto per dirti che mentre tu mi lasci io rimango senza te. Ora ti faccio la domanda cruciale, che cosa sei disposto a fare per Lorena? Allora, occhio perché Lorena in questo momento... Guarda, io per dirti la verità, guarda, io sono un tipo magari più scandro, no? Che più scattro magari, più magari progressivo quello che te voglio dire. Guarda, finora ho 2 tatuaggi, eppure me ne devo fare un altro, eppure mi vorrei fare un bel cuore con una freccia, con il nome, con l'iniziale di Lorena e quello il nome o le iniziali? L'iniziale. Solo l'iniziale? Sì. E tipo... il nome scritto tutto no, Lorena? No, l'iniziale con il mio. Magari facciamo la L con un puntino e poi la F. La L e la F. Per Lorena. Ok. Se lei praticamente ti sceglierà. Allora cara Lorena, hai visto Francesco, 25 anni. Comunque guarda, vorrei dire un'altra cosa, faccio in Barnava, la macchina ce l'ho, non mi manca niente, ringraziando guarda Lorena, io ti posso dire che magari tu mi hai fatto simpatia, non mi trovare magari per come mi stai guardando ora perché mi puoi capire che magari sono un pochettino... Sciupato. No, magari sono un pochettino... Emozionato, però guarda, c'è tempo magari per conoscerci, se mi vuoi chiamare magari il numero ti arriva. Esatto, come le arriva? Ma non lo so, magari gli arriva in voce, ora butto una voce. L'importante è che la certo, è normale. Vabbè, Lorena, hai visto qui Francesco, ora Francesco ti farà un videomessaggio, le ultime parole che tu dovrai dire a Lorena, occhio perché Lorena in questo momento ti sta guardando. Un messaggino tanto tu per convincere Lorena a sceglierti. Ok Lorena, guarda, io te lo ripeto di nuovo, mi ha fatto simpatia, ti vorrei conoscere. E magari c'è possibilità se c'è possibilità per conoscerci, magari mi telefoni così ci possiamo mettere d'accordo quando posso salire a Mazzara e così ci conosciamo meglio. Comunque ti saluto. Perfetto. Ciao, Lorena, sei molto simpatica. Ciao. Perfetto, un ottimo messaggio. Lorena, ti ho fatto conoscere, ripeto, il tuo corteggiatore Francesco, 25 anni, di Marsala, che praticamente ha detto che per te è disposto a farsi tatuare un cuore con le tue iniziali e le sue. Sì, già ne ho 2 io. Esatto, quindi con questo fanno 3. Ecco. Va bene, adesso sarai tu se lo dovrai scegliere oppure no. Questo è tutto da Alberto, ciao Lorena. Allora ci andiamo in discoteca. Oh yeah.